Turismo, presenze in prospettiva e meno di un mese all'inizio della sagra del mandorlo in fiore. Poi l'emergenza coronavirus. Ascoltiamo in proposito il presidente Feder Alberghi e Confcommercio di Agrigento Francesco Piccarella. Comincia a esserci un pochettino di interesse da parte degli avventori di Agrigento per quel periodo. Naturalmente le richieste maggiori sono sempre per l'ultimo fine settimana e per il primo fine settimana. Siamo in attesa insomma che parta questa kermesse per cercare di riprendere un po' quella che è l'inizio della stagione 2020. Sicuramente c'è stato un calo di richieste e un calo di interesse. Abbiamo avuto appunto per il problema coronavirus, abbiamo avuto delle disdette, abbiamo avuto delle cancellazioni anche a seguito appunto del blocco aereo, quindi di nuovi turisti che dovevano arrivare per quel periodo comunque nel brevissimo periodo. Dire se un contraccolpo anche per il mandorlo in fiore è ancora prematuro poterlo dire. Il fatto che ci siano delle cattive informazioni provenienti dal web naturalmente sta facendo crescere la psicosi per i viaggiatori. Purtroppo dobbiamo registrare che qualche struttura agrigentina ha rifiutato dei clienti cinesi e voglio ricordare che questo è assolutamente illegale e soprattutto è assolutamente discriminatorio verso questa popolazione. Quello che ha fatto lo Stato italiano, quindi la massima allerta che ha fatto il governo italiano proprio sugli arrivi dalla Cina, che sono di fatto bloccati fino al 29 di febbraio, di fatto ci pone nelle condizioni di stare un attimino in attesa, ma naturalmente di stare assolutamente calmi, anche perché una cattiva pubblicità potrebbe essere solo ed esclusivamente un boomerang per la destinazione. L'unica cosa che bisogna fare, soprattutto questo lo dico ai titolari di strutture turistico-ricettive, è di monitorare l'attenzione qualora dovessero esserci dei clienti che manifestano dei sintomi influenzali e invitarli materialmente a rivolgersi ad un medico e qualora non lo facessero di avvertire l'autorità. Però ecco, è il caso di stare veramente con molta calma e attendere gli eventi, anche perché il fatto che sia stato isolato il virus dall'equipe dello Spallanzani fa ben sperare anche per un vaccino nell'immediato, quindi di stare molto molto calmi. Sicuramente i gruppi organizzati di tour operatori cinesi, non soltanto nella nostra terra ma in tutta Italia, hanno avuto un grandissimo contraccolpo. Le grandi città d'arte hanno sicuramente subito questo blocco, tant'è che le comitive di cinesi si sono fermati, quindi non sono partite dal sollevante e che quindi hanno manifestato la loro voglia di stare in Italia soltanto quelli che naturalmente erano già in viaggio, mentre il contraccolpo è normale perché il turismo cinese è in fortissima ascesa, non soltanto per numero di turisti, di possibili turisti, ma anche per la capacità di spesa. Sono turisti che spendono molto. Il settore turistico ricettivo spera molto nel mandorlo in fiore per poter iniziare la stagione 2020. Non entriamo nel merito dell'organizzazione perché negli ultimi anni l'Ente Parco ha organizzato in maniera egregia quella che è questa manifestazione. Ci aspetteremmo sicuramente per poter far fare il salto di qualità a questo importantissimo evento che sia un po' più sagra e un po' meno festival, nel senso che ci auguriamo che non sia soltanto festival del mandorlo in fiore, ma che abbinata a questa importantissima kermesse ci sia la valorizzazione dei prodotti tipici agrigentini come appunto la mandorla e il fatto stesso che le grandi sagre, ormai i grandi flussi del food viaggiano su questa tematica, che ci sia qualcosa di specificatamente indirizzato verso la promozione del prodotto mandorla.